Amici e amiche di Sicilia Magazine, lo sapete che Catania è la capitale mondiale nella ricerca antifumo? Questo anche grazie alla presenza del COEAR, che proprio oggi presso il Palazzo Centrale dell'Università di Catania ha organizzato il No Tobacco Day, la conferenza annuale sulla riduzione del danno. Cos'è COEAR? Il COER è il centro di eccellenza per l'accelerazione e la riduzione del rischio. La riduzione del rischio è una narrativa che serve a ridurre appunto il rischio laddove esiste. Nel caso del fumo di tabacco, la riduzione del rischio si coniuga all'uso di prodotti di nuova generazione che sono senza combustione. La gente si ammala a causa dei prodotti di combustione del tabacco, non smette di fumare perché questi prodotti, sia uno che l'altro, contengono la nicotina. Quindi per chi non vuole o non può smettere di fumare dobbiamo trovare una soluzione. La nostra strategia è quella che solo in quei pazienti in cui non si riesce a far smettere di fumare si può passare a un prodotto a rischio ridotto con una tossicità dimostrata sia nei nostri laboratori che da altri laboratori nel mondo, 80-85% meno tossica rispetto alla sigaretta tradizionale. Come sono cambiate le abitudini relative alla pratica del fumo? Al momento c'è un incremento dell'utilizzo dei nuovi prodotti, cioè dei prodotti senza combustione. Questi nuovi prodotti sono appannaggio soprattutto di utilizzatori più giovani. Nella nostra indagine quello che è venuto fuori è che i medici, soprattutto i medici di medicina generale, non sono sempre degli interlocutori utili quando si parla di propensione a smettere di fumare. Questo ce l'hanno detto i fumatori. Io credo che sia molto importante che tra gli obiettivi di politica sanitaria si ponga finalmente quello di migliorare l'informazione sul fumo, su nuovi prodotti.